Buongiorno a tutti ragazzi, buona giornata a tutti. Oggi iniziamo con una bella notizia, non sempre i soliti guai, ma un vedovo che purtroppo era rimasto solo perché la moglie era morta, costruì del suo vicinato, ragazzi. Così il vecchietto ha voluto fare questa piscina che ha donato a tutti i bambini del suo vicinato che possono andare tutti quanti a casa sua e giocare nella piscina, nuotare, stare in questa piscina con le sue spese, i suoi costi che si rivela al finale sarà un compito suo. Questo perché? Perché così non sarà più solo, quindi una bella notizia. Questo fatto non è successo in Italia, è successo in Minnesota e questa storia ha commosso tante persone, su web, su Instagram, perché la moglie era morta a causa di un cancro, e quindi per lui è stato un po' duro, proseguire e essendo solo, ciao avvocatella, ha pensato di costruire una piscina per tutti i bambini che stanno nei dintorni, ma anche al di fuori, di dove abita lui. Così tutti i giorni la sua vita, ciao Isabella, è piena di vita, cioè bambini che arrivano, giocano e lui non è più solo in effetti. Da quando ha messo questa piscina, ragazzi, il vecchietto è sempre in compagnia di qualcuno che va nella sua casa, nella sua villa in effetti, e va a giocare. Quindi ha trovato il metodo per non restare soli. Purtroppo la solitudine è una brutta bestia, ragazzi. Quindi da qui in poi sono arrivati, tutti in effetti. Minnesota, Avvocatella, quindi non è qua vicino. E ora dice il vecchietto: ho speso più di 20.000 dollari, però ne è valsa la pena al finale. Oggi tutti i bambini frequentano questa piscina gratis, sono sorvegliati dai loro genitori che possono venire senza problemi e io sto sempre in compagnia di persone, quindi con i loro genitori, con i bambini, e quindi ha unito l'utile al dilettevole e ha trovato il modo per non rimanere più soli. Quindi in effetti la sera anche organizza, qualcuno che vuole fare una festa sulla piscina. Non bada a spese il vecchietto. Tanto dice: per quello che mi resta da vivere, per me possono fare che cosa vogliono in effetti. Quindi la solitudine ha portato a questo gesto estremo, anche perché erano 50 anni che stava con la moglie, ragazzi. Quindi qui non parliamo di un giovanotto, qua parliamo di un 94enne. Quindi dopo 50 anni di stare solo, sì, l'avvocatella c'ha i soldi, sì, però non fa come quello, c'ha i soldi, però non aveva, nessuno. E allora ha pensato di fare questa piscina per tutti i bambini che stanno nel suo vicinato, bambini che semmai non tengono nulla, e vanno lì, giocano e il vecchietto non sta più solo. Vanno pure i genitori a controllare, non c'è problema. La piscina è aperta a tutti, quindi chiunque volesse andare, ragazzi, si trova in Minnesota. Quindi non è di qua purtroppo, quindi non ci possiamo andare, ragazzi. Quindi la solitudine può portare a queste cose. Purtroppo lui non aveva nessuno, ragazzi, e quindi ha pensato bene di chiudere, in bellezza la sua vita. In effetti c'ha 94 anni, lui quello ha detto: posso vivere altri 10 anni, altri 7, altri 8. Allora i soldi non me li porterò nella tomba, dice, e ha pensato di fare questo regalo ai bambini del vicinato, che tutti i giorni ora stanno lì e vanno a giocare. Quindi una bella notizia. Il vecchietto non sta più solo. Ah, è una cosa principale, ragazzi, è che lui ha pensato anche per l'inverno, giustamente, perché qualcuno potrà dire: ma poi l'inverno i bambini non vanno? No, perché io ho messo questa fotografia qua perché quella vera, ragazzi, io non potevo metterla.
ma la piscina, ragazzi, è al coperto, è anche calda, quindi anche in inverno i ragazzi potranno andare in piscina perché è riscaldata, quindi il vecchietto l'ha pensata bene. Quindi la piscina è al coperto e quindi, ragazzi, anche in inverno si potrà usufruire della piscina, quindi l'ha pensata per bene proprio. Ragazzi, vi auguro una buona giornata e ogni tanto una bella notizia è sempre bella metterla. Ciao a tutti e ci sentiamo.